Però al municipio non si vede più. Una bandiera bianca, non in segno di resa ma di protesta, un drappo che nasconde la parola municipio dal comune di Santa Lucia di Piave. A manifestare il proprio dissenso di fronte all'operato del governo è ancora una volta il sindaco del comune trevigiano Riccardo Zunski, stanco di vedersi disarmato di fronte alle continue richieste di aiuto dei cittadini. Bisogna metterle fuori a casa, bisogna che mettete fuori a casa. L'appello è rivolto a tutti i trevigiani affinché appendano un drappo bianco fuori dalla propria casa. Vediamo che c'è un mucchio di gente che si sta suicidando, non solo imprenditori, gente disperata, e a Roma continuano a suonare mentre il Titanic affonda. Poi io vedo proposte assurde di andare in Parlamento, il governo dovrebbe prendere delle decisioni importanti andando oltre le differenze. Già sulla pagina di Facebook del primo cittadino di Santa Lucia di Piave sono arrivati i primi feedback di consenso e Riccardo Zunski ha scritto a tutti i sindaci della Marca perché manifestino il loro malcontento contro un governo che non prende nessuna decisione sul futuro del paese. Ci vogliono poche misure efficaci che permettano di liberare le risorse che i comuni hanno. Sto patto di stabilità, se ci fa morire tutti, sarà sano certificato, ma ce lo certificherà il Padre Eterno che abbiamo i conti in ordine. E noi li abbiamo, tra virgolette, abbiamo soldi da spendere, non ce li lasciano spendere. Ed è proprio la burocrazia, secondo il primo cittadino, ad uccidere i comuni, mentre a livello ministeriale i soldi vengono spesi anche senza un effettivo bisogno. Così, con le regole in cui siamo stati costretti in questi anni, non c'è più quell'autonomia che era il collante vero del territorio e continua, nonostante tutto, a dare le risposte ai cittadini, perché la grossa preoccupazione è la disperazione dei cittadini.